Si parte, inizia quindi la terza giornata del campionato di C1, il Padova che affronta Scaligera. Ma adesso sono in tre del Padova, Carraro, eccolo qua, gol! Rodriguez si sblocca subito il risultato, quindi a favore del Padova con questa azione di contropiede. Crepaldi, Carraro e alla fine Rodriguez che a porta vuota ha potuto agevolmente mettere in rete 1-0, quindi per il Padova sta lasciando troppo spazio alla reazione veronese. Attenzione intanto a questa opportunità col pallone che attraversa tutto lo specchio della porta ed è stato Preatoni. Attenzione perché recupera un buon pallone Carraro, grandissimo gol, grande gol di Carraro che recupera una sfera in attacco, salta l'avversario, poi mette a sedere il portiere e a porta vuota mette dentro 2-0 per il Padova. E adesso è grande festa qui sugli spalti del Palagozzano, Padova con doppio vantaggio. Ma eccolo qua, Vettore, prova la bomba da lontano invece che proseguire e attendere l'uscita del portiere. Finisce qui il primo tempo, risultato abbastanza rassicurante. C'è la possibilità di mettere in mezzo, ancora indietro per Vettore, potrebbe andare al tiro Vettore e poi il gran gol di Crepaldi sul tiro di Vettore. Crepaldi ben appostato con il tacco mette in rete. Spettacolo al Palagozzano e soprattutto grande festa sugli spalti come sempre. Padova 3-0 su Scaligera, il terzo gol è di Crepaldi. Cerca di allargare il gioco il Padova, infatti vedete Vettore, doppio passo e gran gol di Vettore. Che gol spettacolare, doppio passo in velocità e poi una botta secca sotto la traversa, un gol veramente da applausi e infatti arrivano scroscianti gli applausi dalla tribuna. Un gran gol di Vettore, Padova sul 4-0. Tanto lo Scaligera gioca con il portiere volante e trova anche il gol con Balzarin, con la maglia da portiere volante, proprio lui. E fischia alla fine proprio in questo momento. Padova quindi che vince il terzo incontro del suo girone del campionato di C1, vince per 4-1 contro Scaligera e balza a 4 punti in classifica.